Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura una nota del Comune di Catania in cui si legge che a seguito dell'avviso di rischio idrogeologico e idraulico emesso dalla Protezione Civile regionale, che ha dichiarato un livello di allerta rossa e la fase operativa di allarme per la Sicilia orientale, il commissario straordinario del Comune Piero Mattei ha deciso di chiudere gli edifici scolastici e di vietare l'accesso alle aree pubbliche potenzialmente a rischio come i parchi, i giardini pubblici e i cimiteri. L'amministrazione comunale informa la popolazione di limitare i viaggi fuori casa solo in caso di necessità, di prestare attenzione alla guida e di evitare di avvicinarsi ai corsi di acqua. Passiamo alla politica. I sindaci siciliani potranno ricevere un aumento delle loro indennità. La decisione è stata presa dopo 48 ore di tensione tra il governo e i sindaci, causata dalle dichiarazioni pubbliche del nuovo presidente dell'ANCI regionale Paolo Amenta, che aveva attaccato la finanziaria come una misura clientelare. Tuttavia Amenta ha successivamente incontrato Schifani e ha ricucito i rapporti, permettendo l'annuncio dell'aumento. Adesso una buona notizia con il neonato di 9 mesi salvato dalle acque al largo di Lampedusa il 6 gennaio scorso, che era stato trasferito dalla rianimazione pediatrica a pediatria all'ospedale per bambini di Palermo. Il bambino viaggiava insieme alla madre sul barchino che è affondato a 38 miglia dalla costa. Il neonato è stato salvato dalla Guardia Costiera insieme ad altri migranti. A causa delle condizioni gravi era stato trasferito a Palermo per ricevere cure mediche. I suoi polmoni erano danneggiati dall'acqua ingerita e aveva ferite e abrasioni. Nonostante le cure, il quadro clinico non migliorava, ma dopo un ultimo tentativo specialistico il neonato è stato finalmente dichiarato fuori pericolo. Già da stasera al quartiere fieristico Le Ciminiere di Catania verrà montata una tenda per proteggere dal freddo fino a 50 senza tetto, un'iniziativa coordinata dal Comune d'intesa con il governo provinciale, l'arcivescovo della Santa Sede e volontari del terzo settore. Grazie alla pronta disponibilità delle strutture straordinarie del commissario Piero Mattei, in qualità di dirigente della città metropolitana, è stato possibile allestire un'area di accoglienza con l'aiuto della Croce Rossa. I senza tetto saranno accolti dal Dipartimento di Strade e accompagnati nella zona riscaldata della Ciminiera, dove potranno gustare un pasto caldo fornito dalla Caritas diocesana. Questo quanto si apprende in una nota del Comune di Catania. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.